Siamo qui con la console della Tunisia in Italia, qui a Napoli, Madame Beia. Lei appoggia e supporta questo progetto della crociera della musica napoletana e soprattutto si augura che la MSC e tutte le aziende possano ricominciare i rapporti e gli scali con il porto di Tunisi. Chiedo che MSC ritornerà al porto della Boulette, perché la sponda sud del Mediterraneo è molto diversa e molto differente dalla sponda nord dell'Europa e del Mediterraneo. Sono lì per promuovere la destinazione turistica tunisina, perché la Tunisia è molto vicina da Napoli. C'è a vedere in Tunisia, e specialmente in Tunisi, pochi chilometri, 5-4 ore, vediamo la Medina, Sidi Bou Said, le Bardo, Cartagine. Allora, i turisti del MSC possono vedere tutto.